Se io devo controllare tutti i ragazzi o tutte le persone che salgono a bordo dei mezzi col Green Pass, saltano tutti i tempi di percorrenza. Sull'autobus solo con il Green Pass, l'ipotesi, balenata in queste ore ma destinata con tutta probabilità a finire nel cassetto, fa sobbalzare il presidente di MOM, Giacomo Colladon. Le aziende di trasporto hanno dovuto ritoccare la capienza dei mezzi, affrontare il nodo del Green Pass obbligatorio dei conducenti. Estendere questa imposizione ai viaggiatori, dice, sarebbe impensabile. C'è il problema di come effettuare il controllo. Io credo che se il controllo viene fatto a campione, una soluzione si possa trovare, ma se non viene fatto a campione e tutti quelli che salgono a bordo di mezzi pubblici devono avere il Green Pass, sarà un problema forse irrisolvibile. Poi penso che non tutti i ragazzi sono vaccinati e quindi anche questo, come vanno a scuola? Non vanno più a scuola, quindi c'è un problema oggettivo generale da affrontare e da risolvere. Aspetti che rendono inattuabile, ribadisce Colladon, l'applicazione di una misura di questo genere in un settore che si sente additato ingiustamente di contribuire a diffondere il virus. Il trasporto pubblico non può essere solo il problema di questa pandemia, ci sono altre situazioni in altri posti dove ho visto per esempio gli stadi stracolmi, al 50%, anche al 50% sono 50.000 persone, le discoteche, quindi i problemi sono generali, non solo sul trasporto pubblico. Solo dopo 2 mesi dall'inizio della scuola, tra l'altro, MOM ha superato i problemi legati all'obbligatorietà del Green Pass per gli autisti. Da una settimana tutte le corse sono garantite, quindi non abbiamo più determinati servizi. Abbiamo garantito ancora la domenica, quindi in questo momento la situazione è abbastanza normale. Abbiamo messo la guida a tutti, abbiamo messo la guida ai meccanici, gli addetti al piazzale, gli impiegati, i verificatori, abbiamo messo tutto e con questo siamo riusciti a far sì che tutte le corse programmate siano garantite.